Non facciamo passerelle, cioè noi non è che siamo qui a tagliare nastri, noi siamo qui a parlare con il paese reale. E proprio questo contatto diretto e personale è quel che più ricorda il Veneto, almeno quella parte di territorio che era presente, volontariamente o per caso, alla visita di Matteo Renzi a Treviso. 26 febbraio, prima uscita pubblica dell'allora neo-presidente del Consiglio. Un anno dopo il bilancio è positivo, Renzi promosso, anche se non con voto pieno. Sufficiente. Sospenderei il giudizio per vedere come si traduce in pratica sia il decreto di immissione di quasi 150.000 precari, che fu la prima richiesta che facemmo alla Coletti. Renzi sta dimostrando che volendo le cose si possono fare, si possono cambiare. Alcune di queste probabilmente come impresa non mi convincono più di tanto come imprenditore, però dentro c'è comunque la forza, la volontà di far capire che i numeri per cambiare volendo in Parlamento ci sono. Dal Museo di Santa Caterina, dove incontrò i sindaci della Marca, a Palazzo Rinaldi a piedi, e fu un bagno di folla e di contestazioni. Vergognati! Vergognati! Oggi il percorso cittadino, che venne deviato all'ultimo per le contestazioni, è decisamente meno affollato, ma vivace il ricordo di chi lo ha incontrato. Mi ricordo che gli dicevano tante quelle parole, una grande folla, per vederlo qua vicino è sempre un piacere. È stato un attimo perché passando non è che si è soffermato molto sul portico. C'è ancora speranza, però bisogna darci più dentro, insomma, con dei tagli più netti, soprattutto ridurre le spese dello Stato per me. Ho apprezzato quella volta la semplicità della sua posizione e anche finalmente l'estrema pragmaticità. Avere il Presidente del Consiglio alle 8 di mattina in classe è rimasto un ricordo ben fisso nella memoria.